A Udine è stata inaugurata l'estensione del servizio di teleriscaldamento della città a 3 scuole superiori, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani, il Liceo Scientifico Statale Marinelli e l'Istituto Tecnico Zanon. Le 3 sedi interessate, che ospitano complessivamente circa 6.000 studenti, sono state collegate alla prima rete di teleriscaldamento del Friuli Venezia Giulia, realizzata da Aton per il progetto, e Siram, nata a seguito di un accordo di programma tra Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia, l'Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine. Questo progetto è un progetto innovativo e Siram è un attore importante perché è la società che realizza e poi gestisce questi impianti. Senta, cosa vuol dire oggi aprire questo impianto, metterlo in funzione? Vuol dire tante cose, vuol dire innanzitutto collegare quella che è l'utenza più importante, più grande per la rete di teleriscaldamento di Udine, un'utenza che già da sola potrebbe costituire un'importante rete di teleriscaldamento in altre realtà. È importante poi perché comunque diamo un contributo ancora maggiore al rispetto dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, e lo diamo in un contesto che vede coinvolti e vede presenti ogni giorno 6.000 studenti. Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Udine, Furio Onsel. Questo è un tassello importante che si aggiunge al progetto di cogenerazione e teleriscaldamento che abbiamo già avviato da molti anni nella città di Udine. Oggi colleghiamo 3 importanti scuole, ma sono già collegati moltissimi condomini, tante scuole primarie e secondarie, già anche medie, e anche il palamostre, e la piscina del palamostre, che erano già state collegate molti anni fa, anche tutte le strutture della parte nord della città, dell'università. È una iniziativa che è nata proprio grazie alla collaborazione dell'ospedale e del Comune di Udine e dell'università. Il marchio Green che caratterizza la regione Friuli Venezia Giulia. Di grande qualità, perché stiamo parlando di un'esperienza di rilievo almeno nazionale che assolutamente dà lustro alla città di Udine e anche a tutte le capacità e le professionalità che sono state messe in campo. È un lavoro importante, una partnership pubblico-privato che ha portato ad ampliare l'adesione a questa rete di teleriscaldamento. Udine Nord ormai è una realtà quindi già esistente, consolidata, che sta producendo i propri risultati. Il collegamento oggi con le scuole è un altro passo in avanti importantissimo. La Regione sta lavorando insieme all'amministrazione comunale, grazie ai fondi stanziati per le intese con le UTI, per avviare la progettazione anche per il teleriscaldamento di Udine Sud. Cioè facciamo quindi già i conti con una nuova sfida che può essere assolutamente un'altra grande opportunità per far sì che anche Udine e la nostra regione sia sempre più green e più sostenibile.